c'è. È una 4 ore che ti sto dicendo che Carluccio Verme, che sono io, sta sola. Stai sulla? Come vedi sono verme solitario. E la moglie manca ci sta. Anche ella non c'è. Allora l'aspetto. E aspetta, basta che mi fai faticare stamattina, è una parola. Io ancora già poi sviluppo. Ma non la fai, che più tardi? Vuoi rispondere a questo? Ancora già poi sviluppo le fotografie per la gente, non è la mattina sera faccio il E post. potrà fare un messaggio. Faccio il po' da gente per fare fotografie, sto stanco, capito? Stupida! Carlo! Prima si può fare da stamattina, prima si può fare... Ma non mi vado a capo, mamma mia! Yeah! La rotta è casce marito! Ancora se la da l'ombra! Ma può, ma dai! E casa sta cuccettella, con manella osta! E dice che la cosa tu sai! Ce lo dico! Io buono che sta con manella che posso usare. E che lui fa la fa? Ma fosse scemo! E oggi si tutti mano non toglieva mai! Ah, ma ci pensavo più tardi, stiamo così belli e tessuti. Mamma mia, le colline sono in fiore. E capo stiamo sulla, manca niente facile. Poi che volesse fare? Non sai che per conquistare una femmina sa come giocano il corteggiamento? Lo saccio, però io adesso sto usando un'altra tattica. Va bene, che tanti cose. Ti faccio vedere. Allora, tu sei un guaglione che hai voglia avvicinare, no? E mi avvicino a te, bello spezzatello spezzatello. E calma, mangiare che fuori spezzati. La cime fila e tesoro, te la conosci? No signore, spezzatello così, guarda. E già così mi pare sciangato. No, questo capisci proprio niente, qua sciangato. Poi mi avvicino alla preta, che sei tu? Ti avvicina e come dice. Ne, hai mai fa niente? Domani la sorte che è meglio. Passa nuoia, passa. Mamma mia, faccio sempre che almeno che mi ritira a casa che la faccio E anturzata. più forte, sta tattica ti fa schifo. Ha già mandato la tattica più pesante. Ah, così era un merito di partire direttamente in campo santo. Certo, là. Chi sto qua? Uè, mare, come mai stai qua? Ah, Tu che pazza? Ti fanno male e mo? mi pare che mi sta crescendo il dente del giudizio. Posso, tu sei tutto scemo! Grazie. Dimmi, comare, che si tratta? E niente, mamma ha trovato questa fotografia in da sacra già che papà. Lo sapi se il marito lo sta a conoscere. Non mi vorrei. Veramente, io sta femmina che anche non l'ho mai vista. Principale, ci dobbiamo vedere. Fate tu! Mamma mia, sta sempre una maniera che sta. Ma perché che succede? Mamma è preoccupata perché papà si è scapricciato, non capisce niente più. Sono 6 mesi, come avete capito, sono più 6 mesi che papà non adora mamma. 6 mesi! O principale mi sono 10 mesi che non adora la principale. Mamma, dai, come lo sai? Tra uomini non ne parliamo certi cose. Dico io, e fino a dammi una cosa in fronte. Grazie, ma gentilezza. Kumare, tu sti specie femmine che arrivano in casa, ma perché io non sto passando meglio ai cucchi là e niente marito, ma... Ma che dici? Il principale mio è un bravo. Senta tu! Wow, tutta là. Senta tu, ma ti va un piano tuo! Mamma mia. Comunque, kumare, non ti preoccupare, cercherà pure, ma io poi ti faccio sapere. Ma raccomando, Non ti come preoccupare. Essa! Finalmente, te le notte corno, ben di sto! Dici buona con mare, ben ti sta! Allossa tu. Allora come, quanti giorni per sapere se questo fatto capo? Vieni che te lo trovo sicuramente a chilometri. Grazie, come lo ci primi più tardi, è stato più buono. E che è? Permettete? Abitiamo subito sotto all'uomo! E bene pure, non è più. Hai detto sangue tutto lui! Ma che ci travi? E tu non rispondi, non è che non rispondi! Uomo sporco, la cosa è zazzoso! No, ma cognome è paternità. Ma non sta chi non me niente, ma dai soldi per catto fare ti manda Che da carta è pellicola. è pellicola! È pellicola, come si È dice? pellicola! Ma come questa qua femmina si è messa, invece non sono stratta che mi fa e a schifette tutte le foto! Questo sì. Sono 3 mesi, tu capisci, 3 mesi che ha caccato un bene lucro, stiamo a fare la fotografia! E per forza, chi le fa che sta cosa si ritratta? Vai, si faccio qualcosa! Oh, ma ne ballerino! Tu mi capite buono! Oh, ma ne ballerino! Ballerino, manno! Oh, ma ne ballerino! Ballerino, manno! Ha visto la sbaglia ospitale? Ma non io già avverti subito a un Nicolino pappicio, mastro mio, la moglie, la vedo nasa. Sono che passi su, sono che passi su.
scetene per la polizia. Padre nostro che sei nei cieli. Camice. Forbici. Bisturi, a capita fa un'operazione. Ramma tutta la lista, la gente che sta aspettando aperti lì. Parla fuori, pietra in fila una volta, perché nelle nuove c'è riscatta niente. Ci va ma quale lista? Che non è venuto nessuno, non è venuto. Solo una è venuta. La conosco? La conoscete bene? Rosa? No, la moglie posta. Fosce, a proposito di mia moglie, come sta di umore? Come agli altri giorni. Adesso sono convogliata. Che vuoi fare? Senta, Charlie. Allora giù. Scusate sempre un momento alla lista. Charlie! Non so. Principale. Ma che fai? Ma parlava, si chiama lui. Principale, la moglie posta sospetta. Mia moglie? Sì. Aspetta. Sì. È incinta. Incinta. Sei stata tu? Io. Guarda, la mia assenza. Non avete capito, ho detto sospetta. Avevo sospettato che mia moglie sospettava, i miei sospetti che sospettavo che si sospetta. Ma non sospettavo il sospetto che mia moglie sospettava che si sospetta. Principale, pure tengo un sospetto. Ne capite? Non ci capite. E i sospetti che ci fa? Se ne va, mi rimane libero. Ecco. Sì. Sì. La hit che mangi di ballerina, la hit che manda pure a me. Vieni pure tu. E stammi in compagnia. Sì, faccio lo spirito Non subito. importa a me. Ma quello che dico io, che è una guaglione di 20 anni, come si può innamorare voi che si sta matura? Sono una Milanurca. Si non matura, principale, ma non c'è niente. Come ricetto papà ci faccia noce. Rammo tempo, cade spiritoso. Salutami, come mi chiamo? Ho Nicolino Pappici. Domanda che sto fatto, va? Sì, grazie. Non importa a me. Io vi dico per consiglio che la femmina che ha un coppo, non da mettere più pera. Invece la dammi sempre, perché quello mi porta amore. No, che lo porto paleatone, porta. Me ne porta a me. Non da più bonita a coppa. Ah, Ma perché ti picchi tanta culera, tu non ho capito. perché pure io sono innamorata. Sono innamorato, lo posso ancora perché l'altro è innamorato. Capito? Io sono innamorato, che? Parla a me cose importanti, Ma abbiamo ci vuole. imparato con padrone di casa. Tutto a posto. Domani sfratto e sequestro. Ah, per questo è questo. Maronna mia. Ma me ne va, fatica l'aria libera, ci lavora meglio. Poi io sono innamorato come atto, mi si marza. Zitta, sta venendo? Chi, Rosa? No, ma che la posto? Poi scema. Poi io non ci sto, Va bene, non Ci sto, ma non ci sto. Ci state allora? No, ci sto, ma non ci sto. Forse dici scemo, capisci niente? Lo state però, Faccio non lo pazienza, non dice niente, capito? state la coppa. Ma molto sotto la macchina. Accordo. Zitta, E sta ci con coppa lunga, carina. La coppa è già per sticcia. Non ci sto, non ci sto. Uè, tu sei venuto a sentire la voce. A Egitto. È chiuso sotto la macchina. Sotto la macchina, che sei fatto? Sotto la macchina fotografica. Se basta, non Uè, mi ha segnato, sei tornata. Ole, la corrida. E non mi vede. A dove sei chiuso? Là, L'addo. da Rosa. Da De Rosa, il Sì. signor De Rosa, il patrono di casa. De Rosa, il padrone di casa. Ovvero, che fate parato? Tutto a posto, tutto a posto. Domani andiamo a rapidare la ferrovia. Ovvero, sei trovate casa là, che piano. Al pian terreno, sotto i piedi Garibaldi. Mago, niente una vita. Ma ci pensa a fine che faci? Guarda che sto pensando a questo momento. Oh, sacci a chi stai pensando? Ma siete in faccia con qualcuno? Allora, vaga, va a teatro, rimbambite che tiene vicino. Avete un disa? Dove capite buono? Avete un disa? Allora, che chiuso? Avete un disa? State zitta, dieta lei. Ah, conosci a questo? No, Risponda, conosci? io non so. Chi sa ma questo? Quanto è brutto. Non mi capire russa, è una russagna. La conosci a questo? E te ora a casa fai fotografia. Posso passare? E quando me ne faccio mai? Quando voglio a fare spesa. Tutto cambiato la monnezza con i Scappate. mani. Dimma, sai pure addosso a casa? Mia rimane non sa c'è su che casi, sa c'è su che casi che sta. Va bene, hai ragione tu, hai ragione tu! Zitto sangue. Ma tu devi stare zitto, no? Ma è scappato. Tu devi su a dirlo. La vita mi mannaggia. Oh, si sto qua. Vabbè, piano qua, non si capisce. Gennaro, che fai da queste parti? Come stai? Oh sì, una bellezza, è buio. Io.
Ma che la palestra, visto? Io una schifezza. E come mai fotografia in cammino? Cammino. L'ultima fotografia che ha sviluppato, l'ha sviluppata la gente senza il coscio, un cammino. Io fatica con la macchina in danno. Sì. Traccia riccia, bello così. Ma che te, è mosso, dai. E non hai più una bit. La gente passa innanzi alla vetrina, che la vetrina è sancata, brutta che tengo, là, vede le fotografie e guarda solamente e poi se ne va. Per forza. Quindi ti sposta le fotografie tutte le marionette su sei Napoli. Che tra l'altro, si sono fatte le fotografie e non mi hanno nemmeno pagato. E che puoi fare in cielo Cerli? Oh sì. Ci è arrivato, sente buono stamattina. Sto buono, sì. Non mi pare, credo. Sono felice. Ah sì, felice. E perché? Perché sono innamorato. Mi pare buono fatto. E menoggio che ti sei innamorato, è giusto, ormai sei diventato adulto e ti sei innamorato di una femmina. È giusto, ormai sei diventato adulto e ti sei innamorato di una femmina. Perché caggerite, c'è prima? E che si è venuto che sa Che te lo zitto. Oh sì, ma vita credere che stavolta non si tratta di una femmina. Un uomo di uomo. Ma tu stai zitto? Non ci capite come si tratta di una Quello femmina? che non si tratta di una femmina normale. Ah, non ci capite, te ne 4 capi forse. Ma no, sì. 7 piede, Ma no. 3 lingue. No. È normale. Volevo dire che è bello come una vetra. Ah. È bello come una rosa maggia. E si chiama come mio stesso voi. Ma che sta portando un dramma, chi? Non ci capite? Allora si chiama Rosa. No, si chiama Rita. E tu hai detto un mese mai. Ma perché sei andato un un mese maggio? Mi stai parlando smerzo, non so capire. Comunque sì, ve l'ho giusto dire prima a buia, perché voi siete come immunne e certe cose e potete capire. Bello così. Ma perché non fai un concorso con vigile urbano, non ci capite? Pazza oggi. Oggi sono un cangoppo perché mi avete fatto la guappa fotografia. Ah, La guappa fotografia? Sì, eh? Che c'è la rituccia mia. La rituccia mia. Ma chi si sa a favore? Ha passato l'uoio, non ci capite? Vaga fuori straspe! Di chi ci sta? Adi! Quando c'è ancora lì, che paura che mi hai fatto bene! Come mai stai qua? Volevo portarti una bella notizia. Una nipote tua si è innamorata. Gesù è chi? Di una donna femmina. Sono innamorata di una donna mascola! E chi sa? Come fatto? Come si chiama questa innamorata tu? Si chiama Rita. E si chiama pure Rosa. Ma che zitta! Ti scappa sempre. Come sta figlio? Ah sì, si chiama Rita, Rosa, Rosa, Russa Russa di e Erbolina. Erbolina. Stai sì. Stai facendo comizio? Ah, sei tu. Sono del capo che così mi ha dato la guappa fotografia. E te l'ha da Ce fare? l'ha già la rinuccia mia. La rinuccia mia. I cani quando parlano innamorato. E sta fotografia te l'ha da fare marito? Va bene, chi ce l'ha da fare? A te viene una cosa buona, dammi sotto perché tu pane lui. Oh, ti mangiare senza occhi, non ci capisco. Non ho capito, tra c'era io e devo fare a lui. E come la darò con barmi? Ma si scemo veramente? Ma che è finito lui? Ma non mi veniva noi da sta casa. Mi ha credo, il cennario, una bottiglia d'olio. Comprato 4 mesi fa già venuta. Ma che ci facciamo la suppa e voi, la mattina noi, ma se lui non sa cazzo. Ah sì. Fa il colesterolo, ce ne fa. Ah sì. La promessa che non consumate troppo olio. Ma c'è voi? Che ci stanno i soldi per fare è per lui. Sì. Non vi preoccupate, eh? Quando è tenete metà? Se non è tenete. Stiamo un pane con lui a coppa. Ah, ma dato tutto banalizzato. Bravo, bravo, bravo. Ma vedi che fine che abbiamo fatto? Non lo voto che mandare stato mancato a fare a lui! Ah sì! Ah sì! Guarda che cosa la vita dice, ma che pazzi! Ma non mi chiama a buscare chi sta qua? Ma ragione, Ma scusa. stiamo Ma che stai pazziando! pazziando? Ma che poi io che le tavolette, chi non ti capito? Ma tu lo offendi a quello, lo mortifichi, lo sangue spierze tuoi. Hai ragione che lo voglio, hai ragione. E qui serve Dio, è tuo nipote, è lo stesso sangue. Tuo nipote questo gesto lo può fare in qualsiasi momento. Anzi, più spesso fa meglio è. Soprattutto ai buoni, siamo proprio buoni. Te la rati adesso, e te ne senti male. E va a cattare voi, però. E quello che rimane a casa non è schiaretto. Non riconosci pure con E me. tu riconosci come voglio. Oh sì, ma la vita tirata da sotto e parlo. Cari che ci dirà sta sotto a che sì? Ma tu siete cenari, tu siete! Quando io so, perché il voto me non sa quando tu fai! Voi mai siete cocci con
vuoi tu, scassa lancetta. Ci passa a trovare, io ho passato qua. Ma chiamate scassa E casa. invece tu sei un scassa che... Chiama pipì, ma io... È geloso, Ma io ti do con piacere. La pigliate l'albero, chi sta? È geloso. E davvero, mia moglie. Ma io faccio pazienza. Già fa capre qua. Ma te ne Spagna sono potuto. Sì, annanziate delle sbanachiste. L'hanno piazza gelosia, mia moglie. Guarda qua la riduccia mia. Oggi mi sa la suocera un po' per spalle. Dale qua la riduccia mia. È la mia persecuzione. Dale qua la riduccia mia. La moglie mi fosse solo a questo, non ci capisco. Oggi va con barro zanzaro. Va o Torna fra mezz'ora perché mi avete fatto quattro fotografie. va. Ce l'ha già la riduccia mia. Oh, io vita, mi vita. Oh, io cava, e chi stu cava, Si sta oh, Io prima e l'urda ma sarai con me. Va tornare. Aspettate per Sì, signore. perché il giornalino vostro tornerà. Anzi, Carlo, tornerà. mandami una cartolina. Saluto la Coppa Piroscapa. Ma quando voi foste partito per la guerra, Ma che ne sa, ci stai scevenuto. io penso che non basta io una oggi, che a chi lo porta domani Tu come. hai preso a is. Meglio che ci... Buongiorno, Nicolì. Oh, buongiorno, che stai capendo? Buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno signore, tutto bene? Che possiamo servire? Qualche cosa Ma sta una cosa zitta, cioè no. Poi ha detto che già fai le tue. Ha detto chi? Ho Nicolino Pappice. Io sono con Ma papà. piace il ruolo sti pappa c'ha miezza che è schifo. Sta scena, dite signore, che volete? Sono Cristina Capera, ma servono un pare fotografi. Vi conosco, prego. Che dovete fare? Ha già fatto pare fotografi. Ah, sì, forse a qualche uno dei vostri. Sì, mia figlia, ce l'ha vita fais, a figlio piccinillo perché l'ha già mandato a Milano per il concorso Bimbi Belli. La nostra specializzazione, fare fotografie per bimbi belli. Allegria. E andate a prendere questo parcoletto, questo Non si è parcolino. abbigliato, Prego, non fa prego. stretti scuola. È piccolino, per forza. Ma non c'è bisogno. Lo cercherò convinto. Andate. Noi che stiamo facendo? Bene o male, una cosa sorta, principale, non vi dimenticate che avanza 6 mesi. Non ti preoccupate, faccio un bel servizio fotografico e stiamo a pace. Sì, come l'ultima volta, ma cerco di senza la capa. E tu assisti all'ospedale, la capa fasciata, facciamo la fotografia, la capa fasciata. Voglio fare l'altra cosa. Sì, signore. A proposito di fotografia, guardate il capo. C'è stanno fatti esperienze, stanno fatti la maglia. Allora, il trucco, siamo pronti. È venuto che stanno... Hanno chiuso le scimmie. Ma non so. Cerni? Ne chiude la scimmia. Oh, ma mi metto paura. Chi ti mette paura? Chi là? Tu metti a paura di me. Quando si deve avere una femmina la prende, se la portisce. Ma Signore, no. chi sta per sapere un concorso bimbi belli? Ma è bellino, parlando come cantare le pasture, e sti buchinotto in capo, sa parte. È bellino, bro. Signore, guardate, vi dico una cosa, essere belli o brutti è un dono del Padre Eterno. Ma vostro figlio se ne è approfittato troppo, però, Non esagerare. Quattro piccoli di cucci che preme. Non saprei un po'. Ma no, ma non lo potete fare niente. Mamma mia. Ho capito di tu. Senta fare la capo di sta. Allora il fotografo si discusso. Prima fai, Ah, cavolo, da bene, la città che piano piano, e lì sta fa candela, ci facete. E oh, vai avanti a pulire. Dai, un bello piezzo voglio. No, non voglio essere strunzo, visto come no. Ah, capo, la verità, capo, Niculiaca. Per amuleto sta facendo questo, già. Come la vega a capo, che Invece fa? ci fa una cucuzzella con matena, c'è la città di proclamalo. Sì, Sì. ci metto masta, ci levo un cuzzio e ci metto per Se è lui. fissato che faccio molto male, la finisce. Ah, poi il reccio e brida il reccio. Attenzione, chi si parte? Ma che una lambretta! Il reccio, c'è cercato il più possibile. Sì, lo masta mi ha usato la lacca. Se come storia con proprio seria. Dai. Piano, vai giù. Nicolì, ma come c'è la città con l'anno? No, ce la faccio con tu. No, ma non ne voglio dire la vedo. Ne vuoi dire la mia tu? E tu mangi i cicci di basura. Insomma, Nicolì c'ha il fa la nostra fotografia. Signore, guardate, mi raccomando, avete pazienza, scusate. Vogliamo fare veramente una bella fotografia a chi lo vuole notte. Ma io no. Guardate, non vi pigliate collo, eh? Ma figlio chi ti ha fatto? È una porta di bucaccio. Sentite a me,
Noi se vogliamo fare una bella fotografia c'è soltanto un rimedio. E qua? Io e voi, è vero caro? Ci riunite a stanza, in una camera Fa oscura. che cosa? Ne facciamo una dei figli. Ecco lei sta concorrenza. No, signore, ma dice che porta in una camera oscura per fare lo sviluppo di altri bimbi belli. Brava. Gesù, ci vuole che sta a Non trovare. tu scasso. Chi gli ho dato la draga? Sì, che dici bello vicino a chi se la puzza proprio. Insomma, di quelli c'hanno, fa sta bella fotografia, stu bello. Sì, signore, ci me la settai, Sì, ma non rimasta con cavallo? con cavallo sta mangiando. Signore, la cosa più naturale, un po' a seccia. No, fa una cosa. Non coppa segge, no, va con un balcone. Sta che non c'è via, ci vuoi tu porti No, signore, è meglio un po' a seccia. Vabbè, Io metto paura. ma chi si mette paura? Non ci capite. Chiama di così. Signore, per piacere. E non si spinta. Ma si ne passa, avete pazienza. Se qualcosa fa, pensarci un mazzo e fiore, una bambuletta. Ma bambole sta malupim, qua. Senti, ma io mi impressiona a me che sta adesso devo farti la fotografia. È proprio brutta assai, proprio. Quando ti dico pronto, tu apri la bocca e non chiudere gli occhi, capito no? Apri la bocca. E si finestrano, Io 3-4 classi recesso, ci metti mago, facci pazienza. No, Nicolina, ci sta il modello, stava con sotto. Sì, no, ma la pompatella. Questa è la peretta che io premo e faccio la fotografia. Ci avevi tutto cose. Diana, contatelo voi, signor, per piacere. Mamma te, anzi con questo. Pazienza. metto paura. Se ti paura, smetta chi se la ci capisci? Io metto paura. Basta, mo. Scassa tutte cose. Oh, signor! Che c'è? E sta caretta che mi è rimasta a scassa pure, per piacere. E come ne fotte a me, non ride. Facci ridere, Rì, ma ci c'è una lucellina, Nicolina, ho detto un lucellino. Stanno bene mi segrare. Andiamo bene, Forza! Chi è? Che mi vuole? Zittosa, c'è la te! La che non cosa faccio, ma che scattare, vedi. Sono pure anni, tanto pure. E che ne sono giocato pure a me. A te, c'è! Torino non dove c'è essere, facci da scicciuga qui. Ma non è possibile, tutta a me hanno camminato. Mamma mia, bello, una cipolla. Non cammini che viene per terra. Ma cammini via in capo, cammina. Questa gente a capo viene accanto a lui, mannaggia la vita mia. So proprio. Buongiorno, Don Nicolì. Buongiorno. Ma c'è, ma... Finalmente si è venuta, non ti aspettava. Oggi sto qua. Allora, E mi fa fotografia, volesse stare qua in mano e fare un atto piccolo. mi dice a me, vai al tuo gabinetto, vai tu, non ci pensi. Ma chi è che sto bello giù? Niente, è un nipote di mia zia, sì, è un nipote di mia zia. E chi è questa bella signora? Signorina, prego. E a figlio Nicolina. Ah, figlia mia, chi l'ha figliata mai a chiesa? Come potesse essere figlio. Fatta zitta. Scusate, ma sono rimasto abbagliato dalla vostra bellezza. Io dalla vostra simpatia. Ci da lì? Fammi via. Così. No, se lo fai candere, va bene, va. Fammi via, azzo. Ecco, però tu sei rimasto abbagliato, sì. Mi piace, studiato sta abbagliando, qua, Attenti, capi? Io non mi sono abbagliato, mi sono completamente rimbambita. La troia. E mi sento tutto in grifo. Ma che può fare, capi? Vai da camera scura. Sei venuto, Aspettate. Ci ho fatto credere. Sono stato fine mo, non mangiare. Non può mangiare altro. Non mangerai altro. Sono stato coppe e spine. Dimmi una cosa, ma chi è che è bello giovane? Niente, non potevo, poi moglie, ma non fu tra te. Siamo rimasti soli. Ecco pure se ne fa. Qualcosa a letto. Ma che sperate a me, io sono impegnata. Ma spignata, no, spignata. No, spignata, Oh, voi tenete una moglie, siete un surato. Ma non me la cadai a spignata una volta soltanto per me. Ci pensa a raggio? Sì, E mo, mi volete la sti fotografie? Sì, e perché tu presi la fotografia? Grazie. La combinata, chi è? La combinata chi là? Che è successo? Che sta? Charlie! Si sono rotte il nastro. Mamma mia, vado a vetrare, ma preso. Sì, ma guarda a vedere, l'astro di fotografia. Ma mi toccano pure il soia. Sì, no, noi se ne sono salvate. E l'altro soia Si sono salvate. buono? Sì. L'hai viste? Sì. E che te? Dopo che fai ingrossate, per il resto sta bene. La vista d'America, per stare Chi la zitta. sa, Ma cavariglia. Rosa, tu aspettami qua. Rosalina mia. Rosa Rosella. Gian Giuseppella.
sta passioncella accira a me, ci me ne caccia, io non lo saggio, che la che faccio, Rosario sì. Mia pièce, per piacere, aspetta di qua, Rosa. Hai visto che le avete combinato? Tutto per mezza vostra, tutto per mezza vostra! Con mezza mia, e perché? Sì, perché mentre facevo sviluppo pensavo a voi. Pensavano a me, ecco pensavano. Io metto a fuochetta, tu sei venuto già. Fatto fotografare, ciao! Mentre sviluppavo pensava a me. Pure voi, mentre facevate il latto piccolo, pensavano a me. Io no. Io quando sto là dentro non penso a niente a nessuno. Non so me come si mi rilassasse. È un dolce relax. Ma sicurezza, mi faceste pensare. Non credo. Questo potrebbe succedere mentre faccio l'atto grande. Ma per il momento sto impegnato. E se tu invitassi a casa mia a pigliare un cognac, ti piace la cognac? Ah, come? Non mi piace la cognacona. Ci me ne sei corsa. Allora ti piace? Mi piace. Ti piace? Mi piace. La piace? Mi sapete? piace. Come sto parlando sto facendo una figura in una mala femmina. Ma tu che ne sai la vita mia? Che ne sai? Ma chi è? Chi la sa? Questa è bella, ma è una mezza spostata. Si sa questa storia mia che anni stavano. E voi dicete una cosa, la coppa a coppa. La coppa. E che le sotto che è questa punta? Immagino che sotto tenete un guaio grosso assai. Grossa assai. Sola, senza affetto, con un prepotente vicino che ha perduto la capo con me. Immagino che l'avete invitato parecchi volte a casa vostra la cognacona. Proprio così. E mo non mi posso più nuova attorno. Ma io tu mi fai care in terra. Ma dimmi una cosa, è spostati. Tu come ti chiami? Gennarino Mosca. Mosca? Come mi piace Mosca? A me mi piace parecchi. Ricevo cognato. La vita accesa. A Mosca. Non pazzia. Allora, ci vogliamo vedere vicino bar Zanzarone. Io non la sto bene, lo zanzarone. Vengo bar zanzarone con la vespa. E ci pigliamo una bella parola. E tu come ti chiami? Rosa, con la pasta. Ah, come mi piace con la pasta. Però, ti raccomando stufate, Mosca. Con la pasta come? Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, sta salendo una moglie Nicolina! Cosa stai facendo? Mamma mia! Mamma mia, che sta succedendo? Me la dai subito! Fai una moglie una foto? Che lavora di Nicolina? Ehi, che c'ha fatto? Come hai da fare? Me dai da scappare in coppa! Ma perché? Io sono una cliente come tutto quanto là. Ma qua cliente come a tutto quanto là? Ma nascondetemi da camera! Come vuoi? Andiamo in camera! Scusate, ma per sapere, so show, ma delle volte da kill? Oggi state calmi, capito? Oggi mi sento a camera oscura. Casi sai ragazzi, gelosi con me, succedono 40. Voi che avete fatto? Da camera oscura, lascia sto Nicolino, si va a vedere, succede una moglie incredibile! Ma che succede? Che succede? 48! 49 e pure 50. Madonna mia, che fanno che ti fatto panatini? Sì, Gingina! Fasci! Siccome stasera dobbiamo andare a Ma ballare, ballazzi, capito? Allora- Stanno rivedendo i passi passi latinoamericani. per stasera. Ma io ti vado sto? Quest'anno. E sta aiutando il signore? Ma perché è morto? No, sta sopra dal signor De Rosa, un padrone di casa. Ah, si vede che papà lo fa traga. Senti, Gennaro, visto che sta a capo, che non riesco a pranzo con lui. Con piacere, sì, certamente sì. Mangi con te, sì. Resta con te, sì. Gennaro, ma si sente pure. Certamente sì. Non mi pare bravo. Ah no, sì, sto buono. Allora va, che rinda a cucinare. Vai, sì, anche aspetta, sì. Va, sì. Gennaro, ma che stai facendo con chi? Sì. E se ti sta dicendo pure tu. Va, sì, va. Oh, che buono, chi date bene mai a te? Stai miscando pure a me, mamma mia, ma che succede? Ma non ha combinato tutto. Giuro, chi è?
Sei caso qua che fa che la zozza di fotografia? Zozza di fotografia è qua precisamente. E voi di sì, tu fingi che la zozza rompa. Veramente sono o nipote o compariella. Ma che rosomato? Non ancora. Ma non vi preoccupate, che avevo preso a tutti e due. Magari va dove scrivere batti pagine. Sentite, ma che ci tra? Se ne passa per. Sono l'aiutante, che si tratta? Scusate! Si tratta che l'uomo niente lo masso tu sei permesso di fare che femmina. E come protettore di sta femmina tengo due diceranno a lezione. A questo campo non che lezione. Facci tu professore? Faccio il professore. Va professore! Scusa, sapete chi è la femmina vostra? Rosa con la pasta. Ma non lo Ma che è? Ma come bianco, non mi Sai che cosa parla? Mai venuta, mai venuta. Ma sai che cosa parla? Sì, per una casa per fotografia. Bene, ma la cosa da mulletto. Sicuramente ho messo due sempre mi sei fu parlare. Vabbè, parli, da diritto parli. Sì, basta che mulletto sta mulletta nanza. La mulletta, che gli ho ridito, ma è peggio una mulletta, perché io faccio una ronnata da sì. Ah, non volete fare da sì, tu. Ah, mi stai scemo. Ah, sì. Ma prima di qua, avete visto sto rito, mamma mia. Sì, per il giorno qua, però Massimo mi ha fatto farinello, però non ci ha visto manco di dare la rosa con la pasta. E non c'era davanti la cugnacco. Subito la messa a posto, femmina vostra. Subito la messa a posto, che la femmina tremme me. E ma non sa che lo me niente, parli, da diritto parli. Sì, parli, stai in tuo gabinetto. E va la chiama. Non posso. E perché? Perché quando trasi in tuo gabinetto, tra stamattina esce a sera. Ecco, te la diarrea. No, qua non stiamo parlando processo. Parliamo del gabinetto fotografico. Sta là dentro perché sta sviluppando le fotografie. Ma mi così che sta sviluppando. Ecco l'aspetto, ma cascio fermo sviluppa. Genari, prepara! Brava che strafugam! Strafugam, e chi è sta prensa? Sta prendendo. Genari! Scusa, ma sì, perdona. Sta signora, la moglie Nicolino fotografa. Ma che posso fare la luce? Mio signore, io sono padrone casa! Ah, sì che usi da moglie che non me niente. Poca confidenza, marito non è a me niente, ma è uno sporco da zuzzo! Sai si ti ha calmato! Ma perché è luccato? Volete che lo sentite male? Portala, mamma. Che volete marito? Abbiamo fatto una questione tutte e due. Genaro stiamo? Sta in tuo gabinetto. Mi sono occupato padrone casa! Ho fatto padrone casa. Tu non hai detto che stavo in tuo gabinetto. No, Stefano tuo padrone casa, ma va avuto con il tuo gabinetto. Ah, zitto, te andate a re. Ma la chiama in tuo gabinetto? Prima il signore che vuoi! Sto chiedendo. Nicolino! Nicolino! Yeah! Uscito un momento qua fuori. Mamma mia, ma chi è? E chi c'è un momento che chiama? E tu, non mi ridassi la mattina. E che sono? Mamma lo caro. Ma che io sai, non è capitato male sta cosa. Avete spurtusato. Niente me, ho fatto il traforo del Monte Bianco. Casa sta vostra moglie. Ma chi se ne fotte? Cara mogliettina, è pronto lo strafocamento? Avvocato, prima il signore che vuoi! Ah, sì, prego, un tessone, un mezzo busto. Adesso non lo faccio a te, magari non mi conosci. No, mai visto, chi era? Ma mi faccio conoscere io. Io sono Torash come detto tutti dirlo. Ah, io sono Nicola Pappa e ci ha detto fasula. Ma ne fate fa sulla occhio dire. Sono protettore rosa con la pasta, conosci? Io? Mamma mia, con la pasta, come? Rispunna, conosci? Io, ma che sa, ma mai visto? Ma che la vedi spissato per fotografie? E che me l'hai detto? Me l'hai detto chi? Ma so tanta paia! Ma mi è scappato, che ci Ma che scappa sempre? Ma sta venendo tu? Ma fosse che? Sei proprio! Rispunna, che sta venendo che cerca tuo signore? Ma io non so! Calma! Sto signore cerca me. Tu che si faccia perché si cucca, si da camera scuola? E tu come ti trovi con questo chiuso in camera scuola? E come non ce la sei tu? Io sono venuto a capo e mi fa la solita fotografia, per dare a te, amore mio. A un certo punto Nell'Oretta sta saliendo a moglie Don Nicolino, che lei è gelosa. E chi state mai chiusi in camera oscura assieme a chi state proprio a morte fame? E tu non ti sei accorto che da camera scuola ci stava una femmina che si cucca, no? Non me l'accorgeva! Stavi tutto scuro! Stavi tutto ombrato, come voleva! Aggi pazienza! Sì. Stavi messo all'ombra, stavi! Se permettete parlo io. Ma parto, veloce! Appara, non va visto buono, Ma visto? Appara. Non ha capito niente,
Appare. Salutatelo, salutatelo. Va. Ti saluto. Ha già capito. Signor Torascu, Siete, Madonna mia. voi siete un uomo veramente affortunato. A tenere vicino a sta grande... Da zoccola. Da camera scura. Scusi, ti cosa consigli? Grazie zio dell'aiuto, a sta grande femmina. Brava. Una femmina... Ma quando ne lava uno, Una femmina sana. Sì, che l'ha tutta scassata per i soldi. Sana di principi. Là. Non è che le femmine che prima che incontro vi tengo a casa sua a spigliare cognaccone. Grazie, ci la cognaccone. Insomma, signor Torascum, voi siete veramente un uomo fortunato. A tenere vicino a una femmina che fa la vita. A vita! Una vita sembrata. Bravo mio nipote, bravo. Signor Torascum, voi siete veramente a scum. Le fa sull'auccio di erba. Voi siete piaciuti? Voi sì che hanno capito i femminoni. All'amore scuro una chiave. Signor! Ah, rimane, non ci vede. Signor, e io era femmina che perdeva a capo mio marito vostro. A me mi piacciono gli uomini che è ricci. E tu dormi quando si può uscire, si fanno i capelli ricci. O marito vostro è te ricci. E dite, tiene riccio. Non si vede, ma... Perché io taglio spesso. E tengo, e ne voglio fare una taglia questo, va bene? Allora come avete saputo che cosa guarda Una fotografia? E come no, sembra una fotografia, è questo. Ma quale fotografia? Questa, verita. Dici che ha gemella tua, appara. Ma sta femmina non sono io, è mia sorella gemella. E per mezza sera mi trovo sempre in tassi tarantella. Ja, mamma mia, l'uomo fastidio. E diamo amore mio, che solo tu sei la femmina che mi fa camminare a fronte e altro in mezzo a via. E cosa dice a fare? Arrivederci. Torascum, a te il portone che è corto, tutti che corna sotto. Oh, nananni, avete visto che il principale è un bravo uomo? Sì, oggi va bene solo a te. E va bene, però femmina cangop, quando io non ci sto, non andavano più. Non ne verranno più. Femmine e cangoppa non ne verranno più. Al limite vengono patechisti, che femminile. Oggi, mamma ti basta la fotografia. Non se ne fa nota, lettere tristi, no, bello così. Prima devo fare un'altra cosa. Devo fare una fotografia di gruppo. E dove sta sto gruppo? È un gruppo più bello di questo. Io adoro. Macchina! E allora, al mio 3, guardate tutto quanto qua dentro l'obiettivo, un bel sorriso, un bel saluto e io scatto. Silenzio, per cortesia. Siete pronti tutti quanti? Sorridete! Ah, c'è conto io, no tu, state zitto. E 1, e 2, e... Oh, mannaggia miseria, non lo posso scattare. E perché? Mi è morto l'uccello. Grazie. Grazie. Sa che in ogni spettacolo io dedico sempre un omaggio alla macchietta e anche questa sera lo voglio fare.
E questa sera vi voglio dedicare proprio una classica macchietta del tandem Pisano-Cioffi, con l'aiuto dei maestri. Prego. Io mi metto lo steccadente in bocca per non fumare, non ci becca e non mi accattellenta per sparagnare. Vivo solo con lo stipendio di impiegato comunale, spacca lì, spacco sorda, spacco pure ricente, spacchi scarpe e non mi accatta, poi te fa fanussa a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata? Tu mi tradisci, Agata? Guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te, se. Ma accattaia un cappelluccio tosta 3 anni fa. So 3 anni, mo che sei ammusciata, ma che già fa? Sto vestito grigio scuro, s'è cambiato di colore, mo s'è fatto verde chiaro, era un abito papà, e m'ha detto cusatore, non lo posso arrabutare, l'agge troppo arrabutata, vi consiglierò ittà. Agata! Tu mi capisci, Agata? Tu mi tradisci, Agata? Guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te! Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza il caffè. Torna a casa e non ti trova, il portiere te ne chiama. Dove è andata? A sala e balla. Mi commuovo e penso che te faceva la partitella tutte le sere insieme a me. Ma mi faccio solitario, guarda in cielo e penso a te. Agata! Tu mi capisci, Agata? Tu mi tradisci, Agata? Guarda! Solo che sta sapita a memoria. Non riesce la canzone di niente. Guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Che è ridotta quest'uomo per te. Che è ridotta quest'uomo per te. Che è ridotto quest'uomo per te. Passando in coppe viche di quartiera, vedete cosa che non ci si creda. Iera, a Milla, ma c'è l'appassionata piccerilla, gente che afferra vita per Amina, creatura, mo basta camminare, basta che ora, scendete miezza via senza lucrare, buia per parlare, tenete l'occhio che creatura, alzata faccia senza avere paura, stenite sta città
chi passa e guarda a da pensare. Passando un po' più di quartiere, ma sono venuto in capo a sti pensieri. Creatura, ma basta camminare sotto mura, hai fatto faccia senza la luca, buia per parlare, tanta luce per creatura, hai fatto faccia senza aver paura, stride panno miezza sta città, chi passa e guarda a da pensare. Sono un po' di quartiere, sono venuto in capo a sti pensieri. Grazie, vorrei che il vostro applauso si prolungasse anche ai nostri professori d'orchestra. Grazie. Buonasera a tutti quanti. Non è mai troppo tardi, come si suole dire, necessario il pensiero. Dove andate voi? Capito, uno davanti. Come sapete oggi... Prego? Ma io non ce l'ha visto la mano. No. Oggi, come ben sapete, ricorre una delle più belle feste del nostro calendario, la festa della mamma. Dovremmo essere un pochettino più attenti a sta festa, Di solito a me non mi piace fare predica, a me piace soltanto fare l'attore, più che altro il lavoratore dello spettacolo, e diciamo, se ci riesco a far ridere. Però qualche volta un pensierino, diciamo, serio tengo pure. Un pochettino di più con la mamma, perché con tutte queste cose che stanno sentendo negli ultimi tempi, insomma, figli che accidano in mamma, accidano in padre. Diciamo anche al contrario, mamme che accidano i figli, per carità, assolutamente. Quindi diciamo un pochettino più attenti a questa festa, a volere un tantino in più di bene a questa donna che diciamo che ci ha dato la vita, ci ha generato, va bene? E allora, anzitutto, auguri a tutte quante voi mamme. E anche auguri a quelle signore che presto lo diventeranno. C'è qualcuno che aspetta un bambino in sala? Io. Chi hai? Ecco, nasce uno squadrafone allora. Non c'è nessuno? Avete tutte quante già sgravate? Sgravitato. C'è qualcuno che aspetta un bambino? No, va bene. E diciamo che nel maggio non è che si sta presentando poi tanto florido, va bene? C'è sta un po' che beh stasera, un po' che... Quindi durante la nottata fateci un pensierino. Allora ho pensato di dedicare un momentino a questa festa, alla festa della mamma, declamando pochi versi di un grande autore napoletano, forse il più insigne
Salvatore Di Giacomo. Scusate, purtroppo l'età sblasentì, metto gli occhiali, anche perché non ho avuto il tempo di imparare la memoria. La cosa, sono pochi versi, e la poesia si intitola, la lirica si intitola A mamma. Pregherei, Maurizio, non tanto però, poco, un po' di atmosfera, altrimenti là in la gamma non va niente. Si vede qualcosa? Angelo, va bene? Si vede la faccia mia, sì? Si mi mette giù cava meglio, vedi? Hai la voce, non ti senti? Perché si mette in mezzo, è meglio che metta sulla da qua, va bene. E allora, di Salvatore Di Giacomo, A mamma. Voi che ancora tenete la mamma vostra, se non ha stimato, per voi benanata, che più bene vi va, voi vi credete, gente infame o ingannata non ne mettete a paragone mai, che l'amore della mamma è grosso assai. Una volta c'è stata una che per l'innamorata tutta la fortuna sua, dopo asseccata, proprio non sapeva più che fa per poter contentare. Dammi, essa lo diceva. Ora, anello brillante. Ora, anello brillante. Essa lo leva. Porta. E chi le portava? E si diceva a roba, essa arrobava, e si diceva a cire, essa acceriva. Che vuoi più? Si contenta? Che ha da tangerà? No. Contenta non sono, non mi basta. E tu parla. Prima che ha già fa. Ma lo fai, giura? Tu giura. E se no tu c'è mia. Tu ci non mi darai, si che la cavoglia non mi darai. Te, chi stai una cortiella. A da mamma te va, scippa il cuore e porta mille qua. E che non va mietta. E sto coraggio avete. Ma con stessa cortiella, che a mano accelerata la tramaia e scippano ancora la mamma, non ride se tagliaia. E sapete sta mamma gente che lo dicete. Dicete, figlio mio, tu sei fatto male. E guardando lo ride, sospirando. Pure.